Benedica a tutti, cominciamo sta puntata di Stupor Mondi con un servizio di Salvatore Ciminata sopra la vicenda delle due marò italiane accusate di linea di omicidio. Una situazione che va avanti di chiossai di un anno, chi da vide protagonisti le due marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, accusati di aver ammazzato a due pescatori ignani dallo febbraio del 2012, in acque internazionali. Una vicenda che mette a dura prova le relazioni tra Nova Delhi e Roma. Fino a Banna le due italiani dicono che aprirono lo fuoco per difendersi, perché pensavano di essere ammazzati dalle corsari. Invece dell'Aucia Banna lo governo ignano dice che spararono senza nulla motivo alle due pescatori disarmati. I due marò passarono chiossai di 2 mesi in tale carcere ignana, sino a maggio dell'anno passato, quando pagarono la caparra per ritornare in libertà. Lo primo ministro di Kerala era convinto che lo processo verso gli italiani spettasse a linea, cosa strana visto che avesse aspettare per legge all'Italia. Talmente, lo processo venne rinviato più volte. Dallo dicembre passato alle due marò ci si concede di tornare in Italia per passare le feste di Natale e tornare magari a Frevaro per votare un'elezione che interessarono il nostro paese, con l'accordo che avevano a tornare in India lo 22 di marzo. Ma, qualche giorno prima del loro ritorno, Roma fa sapere che i marò non tornano perché l'India aveva violato le norme del diritto internazionale. Sta mossa italiana provocò indignazione di parte delle autorità indiane che comandarono all'ambasciatore italiano in India di non lasciare lo paese, levandoci pure l'immunità diplomatica. Ma lo 21 di marzo l'Italia fa un passo indietro e dichiara che le due marò tornano in India, ma in cancio Nova Delhi assicurò, dice il governo italiano, la tutela dei diritti alle due marò. Lo sottosegretario de Mistura disse che l'India garantiva che la pena di morte per i militari italiani è fuori discussione. Ribatte lo ministro della giustizia indiano dicendo che il suo paese non prometteva niente di tutto questo all'Italia. Lo ministro dell'esteri conferma ma dice che in casi come questo la pena di morte non si può applicare. Sta vicenda sta diventando veramente una cosa imbarazzante per il nostro paese. La settimana passata morì Petro Mennea, uno degli atleti più importanti della storia. Filippo Albamonte lo ricorda questo servizio. Veniva chiamato la fileccia di Lusud, perché era di Barletta, ma dell'unico paese delle Puglie aveva conquistato lo mondo, vincendo tutti i trofei che si potevano vincere. Ha cominciato nel 1971, agli europei di Helsinki, vincendo lo bronzo con la staffetta 4x100 e arrivando sesto in tale 200. Alle Olimpiadi di Monaco pigliò lo bronzo e agli europei di Roma del 1974 vinceva l'oro in tale 200 e l'argento in tale 100. Vinceva gli Giochi del Mediterraneo, le Universiadi e magari 16 titoli italiani. Nel 1978 agli Europei di Praga vinceva i 100 e i 200, ma nel 1979 giaceva definitivamente in tale storia, mettendo lo primato del mondo in capo ai 200 metri alle Universiadi di Città di Messico, facendo fermare il cronometro a 19 secondi e 72 centesimi, un tempo incredibile che resisteva in tali anni, magari a campioni straordinari come Carl Lewis o Linford Christie, e che è ancora oggi primato europeo. Alle Olimpiadi di Mosca vince l'oro in tale 200 e lo bronzo con la staffetta 4x400, mentre in tale 1982 vince lo bronzo alle mondiali di Helsinki in tale 200 e l'argento in tale 4x100. Da questa immagine vediamo come, con la sua straordinaria volontà, ha riuscito a trionfare a Mosca in una gara che appariva perduta. Dopo l'ultimo ritiro, aveva tornato per le Olimpiadi di Seul dell'88, onde ha riuscito a passare il primo turno, nonostante chi fosse avanti con l'età, contro gli atleti giovani e fu lo portabandiera dell'Italia in tale corteo di apertura. Mennea è lo simbolo dell'essere umano che vince i propri limiti per merito della volontà, sconfiggendo magari avversari più dotati fisicamente.
Apparentemente non aveva un fisico importante, ma aveva una resistenza enorme, che insieme alla luce riveddo e alla sua forza di volontà lo fecero diventare lo più forte del mondo, lo primo in assoluto. Il suo messaggio e il suo esempio restano per sempre incisi nella nostra mente. Lo 3 di marzo passato, Licalanda e Calandra riceverono il premio Città di Alcamo per aver contribuito a rinnovare la tradizione musicale siciliana con suoni freschi e seducenti. Da sta occasione si presentò Tri, Sette film non tarì, il suo nuovo videoclip didattico in lingua siciliana sopra la famosa filascioccola nossale. Il regista di stu saporito cartone animato è Baldo Messina. Vediamolo un semmola. G, sette femmine un tarì, a poco, sette femmine un barcoco è duci, sette femmine una nuci, e la nuce è dura, sette femmine una mula, e la mula è cacauci, sette femmine una fauci, e la faucia vive renti, sette femmine un serpente è avvelenato, sette femmine un granato, e lo granato a coccia, sette femmine una boccia, e la boccia scende cusa, sette femmine una busa, e la busa è liscia, sette femmine una biscia, e la biscia è china d'acqua, sette femmine una vacca, e la vacca vele minne, sette femmine battine. G, sette femmine un tarì, sette femmine battini, e la vacca vilimini, sette femmine una vacca, e la biscia china d'acqua, sette femmine una biscia, e la busa è liscia, sette femmine una busa, e la boccia scende cusa, sette femmine una boccia, e lo granato a coccia, sette femmine un granato, e lo serpente è avvelenato, sette femmine un serpente, e la faucia velerente, sette femmine una fauci, e la mula è tacavoci, sette femmine una mula, e la nuce è dura, sette femmine una nuci, lo barcoco è duci, sette femmine un barcoco, l'utaria a poco. Sette femmine un tarì, ma come duci, lo serpente è avvelenato, e la boccia scende cusa, e la busa è liscia, e la biscia è china d'acqua, e la vacca vele minne, sette femmine battine. Sette femmine un tarì, G, sette femmine un tarì. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo come sempre il prossimo venerdì. Salutiamo!